muriccio fossati siebie e non aveva dolore per le mani scorticate afferrandosi a bozze della roccia negli strapiombi. Solo freddezza d'odio regolava infine i suoi pensieri. Spiccò un balzo sulla strada bianca, fu svelto alle spalle di Morichile. Fermati! Gli ordinò. L'altro obbedì, con l'aria dolce, quasi innocente, quasi stupefatta che Sonetaula riconosceva. Salute a te, che vuoi? Disse. Sonetaula non rispose, teneva il mitra di traverso sul ventre. Fece all'uomo cenno di spostarsi oltre la cunetta in mezzo ai cespugli. Che vuoi? Che vuoi? Ripeté Morichile impallidendo. Era incanutito, la faccia segnata da un afflitto reticolo di rughe. Lì, in ginocchio, disse Sonetaula. Aveva ora in mente l'ultima notte passata col padre e il mattino lucido dell'indomani pulito dal vento del maestrale e la corriera che se lo portava al confino e tutto di suo padre aveva in mente. Il corpo svelto, le mani alla criniera del cavallo quando stretti se ne andavano per le giocaie del monte, l'abilità del tiro e la tenacia sul lavoro e i sacrifici e quella vita dannata senza ricompense e povertà e tradimenti e galere e la morte nel deserto. Inginocchiati e segnati. Batté la canna del mitra sulla spalla di Morichile. Giù, ha detto giù. L'assassino di Magnania Medas arretrò malfermo. Cosa ti ho fatto? E che cosa? Almeno questo me lo devi dire. La voce alterata dal terrore. Giù. Sonetaula ripeté senza cambiare tono. Lo spinse con una manata al petto e l'uomo cadde sui calcagni. Guarda che io non c'entro con te, lasciami, implorò. Impassibile Sonetaula, di come? Nel nome del padre. Ma perché? Ma cos'hai? Ma non ho mai fatto male all'anima viva. Nel nome del padre. Nel nome del padre. Ma io sono vissuto in pace col mondo e con Dio. Del figlio, ripeté Morichile sconvolto, e dello Spirito Santo, ancora più incattivito.